Buonasera a tutti e benvenuti a Quattro Domande A, l'appuntamento serale della pagina Facebook Economia Forte e Futuro Migliore. Sono Matteo Grigoli e questa sera abbiamo il piacere di avere con noi Stefano Cantiero e con lui parleremo di giornalismo della tradizione. Buonasera Stefano e Ciao benvenuto Matteo. in questa nostra piccola avventura serale. Ciao Matteo, Allora, buonasera. giornalista da oltre 20 anni e amante del tuo territorio da sempre, cosa che traspare nei tuoi servizi. Ecco, raccontami cosa consideri il tuo territorio. È una domanda ad ampio raggio perché io sono veronese, sono un figlio della Bassa perché sono nato a Isola della Scala, ho vissuto a Bovolone fino a 30 anni e adesso abito a San Giovanni Lupototto, quindi diciamo che per antonomasia reputo il mio territorio soprattutto la provincia di Verona, che tra l'altro ho imparato a conoscere in maniera importante, approfondita, proprio facendo questo mestiere, perché mi ha portato, mi ha permesso di andare a scoprire quegli aspetti di identità territoriale e culturale che probabilmente non sarei riuscito a scovare se non fossi stato spinto a farlo per lavoro, prima a livello televisivo e adesso a livello digitale. È stata un'esperienza, una scoperta continua che mi ha appassionato sempre di più perché insomma si sa che quando vai a cercare le tue radici, le tue origini, diventa un viaggio appassionato, anche sentimentale, perché voglio dire, se noi siamo quello che siamo oggi, significa che c'è stato un passato che ci ha forgiato in questo modo. Per cui il mio territorio lo considero innanzitutto, il punto di partenza è la mia bassa, che erroneamente e forse troppo superficialmente viene concepita come sempre uguale a se stessa e monotona. In realtà non è così, è che i suoi tesori bisogna avere la pazienza e la voglia di scoprirli. E magari io essendo nato lì, questa propensione ce l'ho più di altri perché so che cosa può dare la bassa. Però poi c'è quel concetto di astratto, ma sempre vivo, sempre presente, portato avanti da un sacco di esponenti, di cui anch'io mi onoro di far parte, che è la veronesità. Dove per veronesità è difficile anche lì dare una definizione chiara e completa, esaustiva. Secondo me la veronesità è l'insieme di tutti quegli elementi da cui sociali, socio-economici, anche politici magari, da cui traspaiono dei caratteri che sono inconfondibili e unici di questo territorio. Non è un caso, per esempio, ne cito uno che è il più banale, il più semplice, quando si dice veronesi tutti matti, ci ho anche dedicato un video a questa cosa qua, quando si dice veronesi tutti matti si fa riferimento a delle radici anche storiche di questo detto, che sembra che già dai tempi di Can Grande della Scala, con i grandi banchetti luculliani che si facevano alla corte, soprattutto quando ha sconfitto Romano Dezelino, le cronache riportano di banchetti luculliani fatti non soltanto di cibo, ma anche di tante altre cose più o meno riferibili ai giorni nostri. Peccato essere che sta, Esatto. capito? Quindi per me il territorio è tutto ciò che si riconosce in queste cose che ti sto dicendo. Anche i sapori hanno una connotazione ben precisa. La cura maniacale a volte nel volerli conservare e tramandare così come sono stati tramandati dai nostri avi. Quando io vedo, per esempio, adesso mercoledì mattina vado in un'azienda dove allevano maiali allo stato brado e che trasformano poi in salami, a cui mi piace parlare proprio qua. E, lì voglio dire, al di là di quella che può sembrare una goliardia o una visita simpatica in un'azienda dove si fanno queste cose buone, in realtà è un'azienda che produce seguendo dei canoni rigidissimi. Allevare maiali, tu prova a contare quanti ancora allevano maiali lasciati fuori. Non c'è nessuno, pochissimi. E sembra una banalità che i maiali siano allevati fuori. In realtà sono rarissimi quelli che le fanno fuori, anche perché ci sono delle disposizioni di legge in termini di rispetto e tutela ambientale rigidissime. E sembra normale che invece la normalità è tutt'altro, gli allevamenti sono più quelli intensivi che non quelli
che sono poi quelli che cerco, questi qua piccolini. Quindi il territorio è un'espressione che comprende un insieme di tutte queste cose qua che mi piace andare a scoprire giorno per giorno e ogni volta c'è una scoperta nuova. Però c'è sempre quel sorriso, c'è sempre quella voglia di raccontare, ma anche in maniera gioviale, perché no? Che alla fin fine siamo tutti parte di questo territorio, di questa parte del Veneto, in cui sono radicati questi valori che mi piace andare a scoprire, a parlarne. Quindi faccio fatica, li ritrovo anche a Vicenza, capiamoci, Vicenza, Treviso, terre che conosco benissimo, ma il mio cuore è Verona, per cui è chiaro che è sempre stato da qui il mio punto di partenza, che adesso sto cercando di espandere, di tornare ad espandere anche in tutto il Veneto. Lo Sherlock Holmes del gusto. L'Indiana Johnson del Indiana gusto. Jones. E ma da quello come parli, infatti, e raccontare la tradizione come fai tu non è una cosa semplice e ci vuole sensibilità e rispetto per quello che racconti ed è quello che i tuoi protagonisti percepiscono. E quanto hanno voglia di raccontarsi le persone? Ne hanno tanta perché, sai perché ti dico questo? Perché sto notando che spesso queste piccole realtà, perché vado soprattutto da quelli piccolini, non è gente che gira in Mercedes o che guadagna miliardi, è gente che magari sta bene, però al di là di dare una vita decorosa alla propria famiglia, magari accantonando qualcosa, cioè sono rari i casi in cui vedi proprio quelli ricchi che hanno appartamenti, palazzi rarissimi e hanno voglia di raccontare non tanto la qualità dei loro prodotti, perché alla fine vado là per raccontare le loro storie. Loro ci tengono a far capire una cosa su cui spesso pochissimi si soffermano, ovvero la grande fatica che c'è per arrivare a fare quello che loro fanno. Gli sforzi, gli sacrifici, cioè il doversi alzare spesso, ad esempio chi munge alle 4 o alle 5 del mattino o chi fa il pane, ma poi protrarre la loro giornata fino alle 8 alle 9 di sera ininterrottamente e soprattutto tutta la fatica e la ricerca che devono fare per far sì non soltanto che la loro qualità sia sempre costante e altissima, ma che non venga nemmeno svilito ciò che loro stesso hanno appreso dai loro avi. Questa è la cosa a cui tengono di più. E per fargliela raccontare nel migliore dei modi, spesso piangendo, perché questo spesso lo fanno con me, bisogna scavare, bisogna metterli spesso anche di fronte alla loro vita, alla loro fatica e sapere che domande giuste fare. È inutile andare là a dire come è fatto questo salame. Il salame si fa così dappertutto. Però se tu prima lo allevi il maiale magari per un anno e mezzo, due, quindi sostenendo tutti i costi relativi, oppure fai un vino e l'uva deve rimanere in appassimento per tantissimo tempo, c'è ancora chi anche la policella, come il mio amico Zeno, la appende in verticale e quindi deve fare una seconda vendemmia quando è ora di pigiare per ottenere l'uva il ripasso o l'amarone. Cioè, queste sono tutte cose che fanno parte di un bagaglio culturale e di fatiche che non si racconta con un'intervista improvvisata. Ti devi medesimare in chi sono queste persone qua. Devi capire la fatica che hanno fatto, lì nasce il rispetto, che però arriva soltanto nel momento in cui tu sai esattamente che cosa hanno fatto questi qua. Cioè, bere un Sì. vino non si tratta soltanto di fare un'analisi organolettica. A me fanno ridere alcuni sommelier più o meno lontani da qui, che si limitano a fare una degustazione classica, buttando lì delle belle parole sui sapori e sugli aromi e creando accostamenti gastronomici. Tutto sacro, va tutto bene, ma manca spesso quel valore in più che è rappresentato dall'essenza, dall'anima di chi produce, che secondo me qualifica ancora di più un prodotto. Questo è ciò che vogliono raccontare soprattutto i produttori ed è questo che io cerco. Però ti confesso, Matteo, che non è facile tirargliele fuori queste cose qua, No. perché sono talmente presi da lavorare, da fare, da poter mettere insieme il pranzo con la cena, che non hanno tempo di fermarsi sulla poesia. Però quando glielo fai presente, allora si sciolgono, spesso piangono e allora vengono in mente tutte le fatiche e gli sforzi che loro fanno, hanno fatto e sulle quali intendono istradare, spesso succede anche ai loro figli. Quindi ti dico sì, loro vogliono raccontarsi, però lo fanno volentieri soltanto nel momento in cui tu sai fargli le domande giuste
e far capire che capisci il loro sforzo, la loro capacità di mantenere alta la qualità, ma soprattutto la propria dignità, che anche questo è un concetto che non sempre ricorre frequentemente. Ma infatti questo è il famoso valore aggiunto che dovrebbe poi essere corrisposto anche in valore economico, Eh, perché questi sacrifici che fanno queste persone che si trovano il prodotto sul mercato in concorrenza col prodotto standardizzato dalla burocrazia, perché ritorniamo al discorso dei maiali allevati fuori e ai maiali allevati in capannone. Il capannone è quello che ti obbliga la burocrazia, quello fuori la burocrazia te lo permette, però ti duplica le problematiche. Però il sapore dell'uno e il sapore dell'altro completamente diversi, i prezzi al supermercato non dovrebbero essere uguali, ma la legge di mercato ti impone che siano uguali e quindi si dà poco valore al lavoro di chi fa qualcosa in più. Questo è ma, il valore aggiunto che ah, dovrebbe premiarli. ma sai, lì poi conta il canale di vendita che uno sceglie. Ovviamente queste piccole realtà non sono attrezzate per la grande distribuzione, quindi è impensabile che forniscano i supermercati. Quello che invece su cui bisogna lavorare è il processo di acculturamento del consumatore. È chiaro che questi produttori qua piccolini avranno sicuramente un prodotto che ha un costo diverso rispetto a quello che si trova al supermercato, ma è inevitabile che sia così. E raccontare, tornando quindi alla domanda di prima, serve soprattutto a questo, a far risaltare una professionalità che non è migliore o peggiore, è diversa e sicuramente Esatto. impone degli obblighi e degli impegni diversi che richiamano un'attenzione diversa. Poi chi alleva lo stato brado non è affatto sottoposto ad una facilità operativa, anzi, i controlli a cui arrivano, te lo dico proprio per esperienza diretta, sono talmente tanti, talora anche un filino assurdi che cioè, io non so se riuscirei, anche per il carattere che ho, farei fatica anche a star zitto, a star fermo. Invece questi qua tengono duro. La logica del mercato è quella lì. È chiaro che siamo in un mercato, quindi uno può scegliere. Non va criminalizzata, secondo me, in questo senso la grande distribuzione, limitatamente a questo aspetto, però bisogna che chi compra sia effettivamente messo nelle condizioni di scegliere con un'informazione appropriata e siccome qui parliamo di piccole proprietà in cui entrano tanti fattori anche umani, bisogna essere in grado di raccontarli e far capire cosa vuol dire arrivare a fare un chilo di carne o di formaggio o di dolci o di quello che però fatto in casa, fatto con tutta l'artigianalità e tutta la difficoltà che c'è nell'essere artigiani oggi. Sì, bisogna far conoscere, preparare la clientela a acquistare determinati prodotti, bisogna farli conoscere. Sì. Da qualche anno sei passato ad una nuova fase professionale, spostandoti dai mass media tradizionali alla comunicazione sui social. Raccontaci questo un passaggio, i rischi, le paure ed anche le problematiche tecniche che hai avuto, se vuoi. Ma è stato un trasformarsi radicalmente. Io mi sono trovato a 47 anni, dove mi è stato fatto capire dove lavoravo prima che non andavo più, non era più il caso che io proseguissi la mia dipendenza lì, perché ero lavoratore giornalista dipendente. E sono andato via perché cioè, non rimani dove vedi che non rientri più nei piani operativi. Probabilmente avranno avuto qualcuno di migliore o ci saranno stati altri progetti. Io una spiegazione ufficiale a me non l'hanno mai data, io sinceramente non l'ho mai chiesta. Però sapevo che il digitale sarebbe stato il futuro, gli anni mi hanno dato la conferma, i risultati dopo magari te li dico sono stati importanti, continuano a esserlo e soprattutto lo saranno sempre di più. Sapevo, intuivo in qualche modo che quello doveva essere la mia strada. Mi si è prospettata davanti la collaborazione con Bento Box, che è l'azienda con la quale collaboro oggi, ed è stato anche un altro dei motivi che mi ha spinto a cambiare totalmente vita, perché non ti nascondo, adesso non voglio tirarmela, ma quando si è saputo che io avrei lasciato l'emittente, eh, ho ricevuto diverse telefonate. Però nessuna di queste ha avuto la serietà e soprattutto la capacità progettuale che mi ha messo davanti Paolo Quagini, che è il titolare di Vento Box.
Ed è chiaro che uscire da un mondo in cui le metodiche di lavoro erano diverse, perché la carta stampata tradizionale e soprattutto la TV tradizionale, qui arrivavo al digitale, è stato un mondo completamente diverso. Ma cosa ho fatto? Io di là non avevo più né rassicurazioni né stimoli. Mi sono buttato a capofitto qua, senza saperne pressoché niente. Avevo soltanto un profilo Facebook con qualche centinaio di amici, usavo le mail, Facebook lo usavo soltanto così per pubblicare qualcosa, ma magari a volte ero io stesso che mettevo le foto delle puntate che sarebbero andate in onda, perché se non lo facevo io non lo faceva nessun altro. E ho detto, c'era qualcosa che mi faceva capire che il futuro doveva essere quello lì. E allora mi sono buttato, da libero professionista ho continuato a fare per 2 anni la trasmissione, cambiandola radicalmente, grazie a Mentobox, facendole fare un salto di qualità, secondo me, importantissimo, che tutti hanno riconosciuto, tranne chi avrebbe dovuto, ma questo è un altro discorso, insomma, sono problemi loro. E sono andato avanti, ho fatto questa cosa e poi però parallelamente abbiamo fatto nascere anche l'app, Ti porto io. Ed io ho cominciato a mettere dentro tutti i contenuti che mi sono costruito sul campo prima e dopo l'esperienza televisiva, ma soprattutto dopo, perché è stato lì il vero boom, non è stato è lì che mi ha fatto capire che avevo fatto bene. Cioè, è stato soprattutto quando ho lasciato la trasmissione che i miei numeri sul digitale sono lievitati in maniera esponenziale. Cioè, quando ho cominciato a lavorare seriamente su Facebook, io avevo sì, no, 1200, 1300, mi pare, amici, adesso ho quasi 55.000 follower in 3 anni organici, vuol dire che non ho mai sponsorizzato la mia pagina. E Sì, soprattutto sì. alcuni video sono arrivati a fare 3 milioni di visualizzazioni, ne ho almeno una quindicina che hanno superato il milione, e poi diverse decine che hanno superato i 2, 3, 400 mila. Cioè, diciamo che sono diventato, ho fatto l'influencer, sto facendo l'influencer in pratica, però sto eh, facendo quello che ho sempre fatto finora, cioè raccontando il mio territorio, raccontando l'esperienza di vita dei produttori. E devo dire che questo passaggio mi ha sicuramente messo alla prova, ma siccome tu un po' mi conosci, io sono uno che ama le sfide e soprattutto non amo tirarmi indietro quando mi si prospettano davanti e non amo perdere. E quindi mi ci sono buttato a capofitto, confidando sul mio know-how, sulla mia conoscenza territoriale e su quel minimo di professionalità che presumo di avere. E l'ho messa a servizio di questo nuovo strumento che è il digitale, nuovo mica tanto ormai, perché adesso è diventato lo sai benissimo anche tu, insomma, se siamo qua a fare Il una pane diretta vuol dire quotidiano. che. Ecco, quindi è stata una trasformazione importante dal punto di vista professionale, ma anche umano, perché avere un riscontro diretto come questo e avere un impatto interattivo con il pubblico non è come fare TV. Cioè, qui ti dicono subito se vali o non vali. Se sei un bluff, ti castigano subito. Se vali, ti premia. Questa si chiama, non so se si chiama meritocrazia o altro, che è un concetto che l'Italia sa benissimo meglio di me, è avulso spesso da logiche che invece dovrebbero caratterizzare questa attribuzione. E mi sono trasformato e se tornassi indietro, ti dico la verità, Matteo, se tornassi indietro probabilmente l'avrei fatto anche prima, magari con altre modalità, magari stando attento a certe altre cose, però insomma non rimpiango niente di quello, anzi, insomma, quando cominci a vedere che sei tra gli influencer più importanti in Italia e nel Veneto, e quello che fai ha sempre un eco importante in termini di numeri e di riscontri indiretti, sia con le interazioni, ma soprattutto con i messaggi in privato. Tu non hai idea di quanta gente mi scrive o mi chiami. E anche ieri, ma perché non torni a fare TV? Ma neanche morto. Cioè, l'ultima offerta me Devi l'ha mettere tua figlia a fare la fatta. segretaria. Ma ne ho già due, solo che non è più, almeno a questi livelli, non è più la mia scelta prioritaria. Anche ieri uno mi ha chiesto: ma perché non torni a fare quella trasmissione lì? Ma perché? Cioè non avrei neanche voglia, sinceramente. Adesso mi concentro su quello che sto facendo, sono contento, mi dà da vivere, mi dà soddisfazione e soprattutto è in costante evoluzione e crescita, perché in queste settimane purtroppo il coronavirus mi ha bloccato perché stavamo partendo con una cosa piuttosto grossa,
che è stata soltanto rimandata, penso che partiremo a giugno, vediamo un po', adesso non voglio ancora svelarla, però è una cosa che darà una svolta importante non soltanto al sottoscritto, all'APA e a Bento Box, ma proprio al territorio veronese, che vuol dire portarlo praticamente in tutta Europa. Ma lo racconterò con calma. Più avanti. Sì. Però, però ti ha dato l'opportunità perché voci e occhi indiscreti ti hanno visto girare su e giù per le sponde del lago di Garda in questo periodo. E quindi, anche se Sì. il coronavirus ha fermato il tuo progetto della app Ti porto io, ti ha visto obbligato. Intanto hai trovato la possibilità di scorazzare sulle sponde del lago di Garda. Cosa stai facendo? Ma con Confcommercio e con Bento Box, no, abbiamo pensato di dare un volto al dramma coronavirus vissuto direttamente nei paesi. Cosa vuol dire? Vuol dire che con tutte le autorizzazioni, tutte le norme igienico-sanitarie andavamo via con quintali di gel igienico, non ti dico, guarda, permessi su permessi, drone, prefetture, carabinieri, informati tutti, piedi di piombo insomma, perché era giusto. Abbiamo praticamente realizzato questi video in 19 comuni veronesi, non soltanto quindi il Garda, ma tutta la provincia di Verona, quasi tutta, perché insomma sono quasi 100 i comuni, cercando di far raccontare ai sindaci e ai rappresentanti di Confcommercio con i quali abbiamo collaborato, di raccontare Verona e i suoi paesi al tempo del coronavirus. Quindi da un lato si vedono delle immagini straordinarie, uniche, perché vedere non soltanto Verona che è stata inflazionata con droni su droni che hanno fatto vedere le piazze e le strade vuote, ne hanno fatto tutti, quelli che non hanno fatto tutti andare in giro a vedere anche gli altri comuni. È lì che vedevi anche forse la vera desolazione. Però abbiamo fatto questa cosa non soltanto per una questione di documentazione storica, ma per dare una testimonianza di cosa ha voluto dire in termini sociali ed economici vivere il coronavirus direttamente sul campo. Ti devo dire che era assordante il silenzio che si viveva nelle strade, soprattutto dei comuni come quelli gardesani, in cui adesso il turismo dovrebbe impazzare. E invece non c'è nessuno. Io oggi ero a Brenzone e non c'era nessuno. Torri del Benaco, anche oggi, non c'era nessuno. E allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto questi 19 video che stiamo mettendo online piano piano, seguiranno anche qui delle altre iniziative importanti che abbiamo appena messo in piedi in questi giorni qua, insomma troverai notizie, vedrai tra qualche giorno, e cercando di far tutto con uno spirito propositivo, cioè di trasmettere. Ho fatto questa collana di video che ho intitolato Riscopriamo la nostra bellezza, perché una cosa che mi hanno detto tutti i comuni, sindaci e non, è che se c'è una cosa che accomuna tutti, al di là dell'amarezza, della tristezza, è proprio la bellezza del nostro territorio. E io da lì ho detto dobbiamo ripartire da qui. Quindi a tutti ho chiesto ai sindaci, come è stato finora il coronavirus, da cosa bisogna ripartire, su cosa occorre far leva. L'ho chiesto ai sindaci e l'ho chiesto a quelli di Confcommercio e loro mi hanno dato le loro risposte, alcune veramente significative. E quello che ho capito da tutti è che ognuno vuole ripartire, così torniamo alla tua prima domanda, Matteo, dal Esatto. racconto di se stessi. Forse il coronavirus ha restituito un po' questa necessità di raccontare la propria identità, farlo in maniera intelligente, senza clamori, senza sbaragli, senza spot o slogan che hanno lasciato ormai il tempo che trovano. Tutti mi hanno detto così, bisogna ripartire, soprattutto bisogna ripartire da un mercato locale, riavvicinare il veronese, l'ambiente veronese ai veronesi stessi. Sul lago adesso li aspettano i veronesi. Lo stesso Verona, so che tu sei parte in causa, Matteo, però tanti mi l'hanno ravvisato a questa necessità e anche questa voglia di raccontare direttamente ai veronesi. E oggi stesso, insomma, mi rendo conto che sia un'affermazione abbastanza azzeccata. Si riparte Sì. sempre la saggezza contadina, si riparte dal vicino e poi piano piano si fa un passetto alla volta. Non siamo più nei tempi della grande crisi, anche se insomma non so quanti oggi abbiano riaperto. Però un passo importante e significativo, quantomeno rendersi conto di questo, avere la consapevolezza che siamo in un territorio che può veramente aiutarti a ripartire. Chiaro che ovviamente anche le istituzioni devono fare la loro parte, è chiaro che questi decreti di sicurezza magari firmati non 2 ore prima dell'esecutività, ma magari
qualche giorno prima in modo da dare il tempo che arrivino le circolari esplicative, eccetera. Insomma, vabbè, diciamo che la pandemia ha preso un po' tutti alla sprovvista e in qualche modo c'era da far fronte. Ecco, il progetto è questo qua. E a volte le mascherine impediscono corretto flusso di ossigeno e quindi... Già. Non parliamo di mascherine, ma che oggi girare col caldo è una roba veramente... Come tu ben sai, dall'ultimo tuo discorso ripartiamo dal locale e su questa mia pagina Economia Forte e Futuro Migliore circa 20 giorni fa ho pubblicato un post sull'importanza del fornitore di prossimità. Quindi abbiamo visto che in caso di chiusura totale l'impossibilità di ricevere materiale da fornitori stranieri, se non asiatici, ci ha portato a notevoli difficoltà. Quindi avere un fornitore di prossimità con il quale si può dialogare, si può avere degli scambi immediati senza dover fare affidamento sempre su un'email e messaggi, ma andarlo direttamente a trovare in fabbrica, potrebbe essere quel valore aggiunto in più che il nostro prodotto potrebbe dare. Ovviamente è un cambio di mentalità, quindi il fornitore di prossimità, per quanto riguarda anche le aziende che ne so, metalmeccaniche, le aziende del marmo su cui sto puntando, seguendo, come te, con i tuoi clienti, con i tuoi protagonisti, sui fornitori di prossimità per quanto riguarda l'agroalimentare. Quindi è un invito che entrambi facciamo, io al mondo della produttività delle aziende imprenditoriali, tu al mondo dei clienti, andiamo a consumare, andiamo dai fornitori di prossimità. Quindi dobbiamo sollevare noi la nostra economia perché gli imprenditori ci sono, hanno voglia di fare, dobbiamo noi clienti, perché alla fine siamo tutti clienti, mettere un punto, il target, l'obiettivo sui nostri, chi abbiamo vicino. Certo, ma sono più che d'accordo, guarda, uno degli hashtag che ho ripetuto più volentieri anche in questi video è mangiamo a Verona, ceniamo sul lago, vacanze in Lessinia, vacanze al lago. Cerco nel mio piccolo di richiamare la voglia di essere sistema locale, anche perché riempirci la bocca di quanto siamo belli serve poco. La fede senza le opere rimane è un po' più morta. difficile dire a una persona vai a comprare il blocco di marmo a Verona, vai a comprare il tondino a Verona, vai a comprare la lamiera a Verona. Comunque lo so. Beh, speriamo, insomma, dai, la speranza è sempre l'ultimo a morire, vedremo speriamo che quantomeno questo periodo ci restituisca la consapevolezza di essere un territorio unico, delle ricchezze fantastiche, secondo me, e complete. Non dimentichiamo neanche questo. Speriamo che, insomma, sotto questo punto di vista torniamo ad essere un attimino più, non dico patriottici localmente, ma stare attenti, essere un attimino più attenti alla comunità alla quale apparteniamo. Ecco, questo sì. A Verona non manca nulla per essere al top. Esattamente. Io Stefano ti ringrazio infinitamente di questa tua disponibilità. Saluto tutti voi che mi avete seguito e vi rinnovo l'appuntamento per domani sera che avremo con noi il consigliere regionale Stefano Valdegamberi e parleremo di partecipate del Verona, del comune di Verona. Grazie ancora Stefano e buona serata a tutti. Ciao a tutti.